Sono completamente d'accordo. È necessario un censimento sui nomadi. Lui ha specificato sui nomadi, cioè non su coloro che sono integrati nelle case, cioè sui rom e i sinti. E poi gli irregolari vanno espulsi, sicuramente completamente d'accordo con Matteo Salvini. All'indomani delle dichiarazioni del ministro dell'Interno Salvini sul censimento dei Rom, sposa la sua causa la consigliera comunale leghista Silvana Tosi. È necessario prima di tutto che si occupi dei campi nomadi, che sono luoghi di degrado e di segregazione razziale, perché essi vanno completamente smantellati. E poi io direi che ci sono 150 baraccopoli in tutta Italia e sicuramente vanno smantellate. Allora grazie Salvini che si occupa della sicurezza degli italiani. Tosi si batte da sempre per la chiusura dei campi nomadi, a partire da quello di via Vallenari a Mestre. Un luogo di degrado, sicuramente sono venuti a dirmi che è stato sbagliato. Anche i politici di allora hanno detto che è stato uno sbaglio, però ricordiamoci che è stato uno sbaglio dei quali hanno speso 4 milioni di euro della cittadinanza di Venezia, quindi è un grave sbaglio che noi stiamo pagando, che abbiamo pagato. Allora queste persone sono cittadini italiani e quindi non vanno segregati, vanno organizzate delle politiche di integrazione